Un volume importante, un volume che mette assieme storia, geografia antropica, sviluppo del territorio, ma soprattutto anche uno sguardo verso il futuro. Un volume che secondo me per molte facoltà universitarie e per molti anche istituti superiori può essere la base per ricerche, approfondimenti, spunti per far crescere anche una futura classe dirigente in grado di gestire le Venezie del terzo millennio. Il volume Storia delle Venezie è il primo di un progetto più ampio che fa la storia delle Venezie, finanziato dalle fondazioni, dagli enti regionali, quindi è proprio il territorio che ha sostenuto quest'opera. Il primo volume riguarda il paesaggio, ma che non è solo le cartoline, l'aspetto esteriore, è l'insieme di attività umane che hanno cambiato, migliorato, talora peggiorato il nostro paesaggio, l'habitat. È molto aperto anche all'economia del paesaggio, del territorio, all'ambiente, quindi una storia moderna che parte dalle origini. Il formula Le Venezie è una formula storica che poi è cambiata, noi parliamo di nord-est, ma Le Venezie richiama la storia di questa che è una macro regione. Non è un volume fatto solo per specialisti, è un volume fatto per la gente comune ma soprattutto per i giovani delle scuole. Questo è molto importante. Contemporaneamente devo sottolineare che un volume fatto per tutti rappresenta anche un guadagno di carattere scientifico perché rinnova la visione non solo delle Venezie ma anche il modo di percepire la storia. E credo che questo vada segnalato perché se la storia non è utile, se la gente non sente che è utile a se stessa, la gente non si interesserà mai della storia, giustamente. Ma questo libro è fatto apposta per dire che la storia attraversa l'esperienza attuale della gente e io spero che la gente se ne accorga. La fase dell'industrializzazione è stata vissuta in modo molto contraddittorio da questo territorio, vissuta in modo eroico nella fine dell'Ottocento come Rossi, Lane Rossi, Marzotto e cose del genere, che però prevedevano una forma di industrializzazione nascosta nel paesaggio, e tra l'altro nel paesaggio pedemontano fondamentalmente, e dall'altra parte il centro industriale di Porto Marghera, di cui quest'anno si celebra il centenario dell'avvio, che però è sempre stato percepito come un corpo estraneo rispetto al territorio del Veneto contadino. La cultura della regione è sempre stata contraddittoria, da un lato un'ansia di modernizzazione che cercava di sopperire al ritardo, dall'altra invece una insofferenza nei confronti delle conseguenze della modernizzazione, di cui per esempio la cultura letteraria, ma non solo letteraria, è continua testimone. Io credo che noi dobbiamo renderci conto che il Veneto e le Venezie più in generale non hanno chiuso i loro conti col moderno e tantomeno col postmoderno che ci incalza. E credo che questo libro, ma non solo questo libro ovviamente, sia un'opportunità per riflettere su come una regione come questa deve rifare i conti col proprio passato antico e recente e con le questioni che sono ancora aperte, su cui noi abbiamo inventato i capannoni negli ultimi decenni, cioè la piccola industria diffusa, la presenza di centinaia di zone industriali distribuite nel territorio, tutte cose anche vitali, tant'è vero che hanno arricchito la regione e la sua popolazione. Però ecco, non sono un modello facilmente sostenibile, anzi in termini di pagamento, di usura dello spazio, del territorio, il paesaggio hanno creato problemi e lasciato ferite, cicatrici che lì dobbiamo, per usare una parola di Renzo Piano, dobbiamo ricucire. Ecco, allora, questa contraddizione, un punto come quello che fa il volume sul paesaggio, ci aiuta a cercare di capire da che parte cominciare, in che ordine disporre le carte che abbiamo in mano per vincere la partita e non per uscirne sconfitti.